Ci sono delle situazioni difficili in cui bisogna evitare di pensare che ogni persona che non viene dal nostro ambiente sia un potenziale aggressore. Nello stesso tempo è vero che bisogna anche vigilare perché la solidarietà, l'accoglienza deve anche declinarsi con la legalità e con la serenità dei nostri quartieri e delle nostre strade. Così il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, interviene sulla questione jihad e terrorismo che sta preoccupando tutto il nord-est. Non solo, ma si dice favorevole all'ipotesi sostenuta dal governatore Luca Zaia sul fatto che le prediche nelle moschee vengano fatte in italiano, una proposta che fra l'altro sembra essere stata condivisa anche dagli stessi imam che avrebbero accettato di discuterne con lo stesso presidente della regione. E riferendosi alla proposta dei sermoni in italiano nelle moschee islamiche, il patriarca dice: tutto quello che può aiutare a una fiducia reciproca anche in un constatare di fatto che ci sono dei messaggi tranquillizzanti anche nei sermoni, penso che sia una cosa buona, auspicabile. Un modo questo, dice Monsignor Moraglia, per aprire le porte ad un'operazione di chiarezza e di trasparenza che forse non toglie nulla a nessuno e permette di avere un rapporto di fiducia fondata. Mentre le indagini degli investigatori continuano serrate, il presidente Zaia chiede che non venga dato il permesso di aprire nuove moschee in Italia finché non sarà fatta chiarezza sulle cellule islamiche scoperte nel paese. Infine il governatore ha accettato l'invito degli imam. Già la prossima settimana potrebbe esserci l'incontro. Nel frattempo a Marghera, nel pomeriggio, la comunità islamica si è ritrovata per condannare le violenze nei confronti dei cristiani, incontro al quale ha partecipato il delegato patriarcale Don Dino Pistolato.